Scorta potenziata al sindaco di Vittorio Veneto dopo i 2 proiettili recapitati al suo indirizzo e la chiara minaccia di morte se entro pochi giorni non provvede ad allontanare i richiedenti asilo dalla città. Ti ammazziamo, così nella missiva anonima ricevuta ieri con i proiettili carico 765, ora sequestrati dai carabinieri. Personalmente non temo per la mia persona, anche perché la vigilanza c'era prima e continua ad esserci adesso da parte delle forze dell'ordine. Quindi il messaggio a chi lo ha minacciato di morte. Il tema relativo all'accoglienza dei richiedenti asilo è tutto e solo in capo alla prefettura. In meno di un mese questo è il terzo atto intimidatorio nei confronti del primo cittadino di Vittorio, dopo l'ordigno fatto esplodere da anonimi a fine novembre, poco distante dal municipio, dove appena una settimana prima, nella notte tra il 20 e il 21 novembre, erano state lanciate ben 4 Molotov. Piuttosto sono preoccupato che in città continui ad essere alimentato pericolosamente un clima di contrapposizione e di scontro. Sindaco che oggi fa anche precise e circostanziate accuse. È alimentato anche da una parte della politica. Quindi il commento sulla rivolta dei sindaci del Montello contro il terzo nuovo hub a Volpago. Manifestazioni da un punto di vista locale legittime. E nonostante le minacce, i profughi a Vittorio restano dove sono, conclude. Quanto avvenuto non mi intimidisce da un punto di vista personale.